La Agrigentina è stata zittita da un Raffadali che, vincendo all'Esseneto, ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsi gli spareggi promozione. La squadra del capoluogo si è sgonfiata quando tutti si aspettavano il rilancio, ma dopo 2 sconfitte di fila pare tramontata del tutto l'idea di entrare nella griglia playoff. La delusione si è consumata davanti ad un folto pubblico che, a termine del derby, è rimasto scontento dalla prestazione locali, tiri in porta col contagocce, distrazioni fatali in difesa, squadra che non ha saputo reagire di fronte alla formazione di Longo, che è apparsa guarita del tutto dopo una prima fase di stagione deludente. Senza Piazza ma con Gallo al centro dell'attacco, la Argentina impone ritmo nei primi minuti di partita e trova il vantaggio al nono con Alba, che è messo nelle condizioni di battere il portiere ospite Barbello grazie ad un assist di Gallo. Trovata la marcatura, la gara pare in discesa per i locali, ma il Raffadali, prima della mezz'ora, agguanta il pareggio con Piazza che, servito da un perfetto lancio di Marrella, trova un buco tra le maglie della difesa locale e batte Modica. I gialloverdi ospiti, seguiti da un centinaio di tifosi, continuano a tenere la Agrigentina alle corde e vanno vicino al 2-1 con Scifo che sfiora il palo con un bel tiro al volo. Poche azioni, tanto nervosismo tenuto a bada dal direttore di gara e primo tempo che termina sull'1-1 con Raffadali sicuramente più lucido rispetto ai locali. Al ritorno in campo, dopo pochi minuti i gialloverdi passano a condurre grazie ad una clamorosa indecisione difensiva locale. Marrella si trova solo contro il portiere Modica che esce e lo anticipa. La palla arriva sui piedi di Pola che, dentro l'area di rigore, prova un inutile dribbling su Avarello e dopo aver perso palla è costretto a fallo, punito giustamente col penalty. Dal dischetto Tilaro non sbaglia e consegna il 2-1. Micciche prova a modificare l'assetto, ma i cambi non producono i risultati sperati. Anzi, è Raffadali che trova il definitivo 3-1 al 64esimo con Avarello che di testa gira in porta un cross di Marrella. La Argentina accusa il colpo e l'espulsione di Peppe Castiglione per un fallo su Tilaro mette la parola fine al derby e alle ambizioni di playoff, perché con la sconfitta la Argentina viene sorpassata da Raffadali di Longo che può ambire all'ultimo posto utile.